E come al momento dalla nostra appuntamento settimanale con la rubrica Gnovis dal Monte. Si è conclusa la missione che ha veduto l'Ente Friuli Talmonte impegnati in Brasile in occasione dai 150 anni derivati dai principi Pioniers Furlans e i 30 anni dal Circolo Furlan di Santa Maria. A Bento Gonçalves, capitale del vin e sede della Fiera Internazionale Wine South America, che ha partecipato anche alla regione Friuli Venezia Giulia e Ersa con successo di pubblico, sono la davanti incontri istituzionali con la visita al prestigioso Istituto Federale di Educazione, Scienze e Tecnologie del Rio Grande do Sul per formazione dal settore enologico e agroalimentare istituiti nel 1959 dal Ministro di Agricoltura del Brasile. Hanno visitato gli Aulis, il campus e gli scantini con la cerce dei vins di propria produzione, un'occasione ideale per eventuali collaborazioni con le istituzioni, anche ERS, l'Università di Udine, che per altri ha già un protocollo attivo con l'Istituto Universitario Federale Brasiliano. Tappe curte a Montebello do Sul per presentazione delle strade dai capitei chiamins di immigrazione e fede nuovi itinerari turistici dal territorio che al chiappe di scomunze e valorizza l'eredità religiosa che ha sostenuto i nostri migranti in costruzione società di Sierra Gauscia e il leam con le origini di cui è arrivato per scrivere nuove storie delle proprie vite. A Porto Alegre, a assemblee legislative dal Stato Rio Grande do Sud, gli incontri col presidente del gruppo parlamentare che promuove le relazioni economiche, culturali e politiche con l'Italia, Guilherme Pasin, il ministro del turismo Ronaldo Santini e il consul generale di Italia a Porto Alegre Valerio Caruso, che con Kel dopo misdì il dialogo allenato in davanti in sede dal consolato. In tal corso da incontri si è tenuta anche la presentazione su fiere turistiche e enogastronomiche dal Friuli Venezia Giulia per cure di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Annullate l'incontri preveduti a Ivorà, già Nuf Udin, per 147 anni di città per via delle condizioni meteorologiche che hanno provocato la golada di un puint. La delegazione dell'Ente Friuli Talmonte era in davanti per Santa Maria per partecipare ai fiestis dal 30° anniversario del Circolo Furlan locale, che è stata occasione per una riunione anche con altri chassis fogolarsi e circuiti dal Brasile, di San Paolo, di Nova Udine, Sovradigno, Santa Caterina, Ivorà, Giaguaria e la Sierra Gauscia, che hanno avuto modo di confrontarsi con il presidente Franco Jacob sulla programmazione delle attività future, con l'impegno a chiattarsi l'anno prossimo sulla base di un progetto. Accettata dal Bierchita in B, dal presidente di Cumò Roberta Rossi e dalla già presidente fondador José Zanella, il Circolo Furlan di Santa Maria alla data Vies Fiestis per il 30° anniversario, ospitando ben 150 persone. L'avvenimento è stato anticipato da presentazioni turistiche della nostra regione a cura di Mara Micolino di Promoturismo, preseale di tanti che non hanno mai visitato il Friuli, tra che il sindaco Rodrigo Decimo, dall'assessore al turismo Everton Falk e dal presidente società italiane di Santa Maria Juan Vicente Santini. E alle tutte per voi, vi si dà appuntamento a domani. Buona serata di Viodisi.